Buona giornata a tutti con l'informazione. Apriamo il giornale con l'avvertenza latte. Salvini annuncia una soluzione all'avvertenza dei pastori sardi entro 48 ore, anticipa domani il tavolo previsto per il 21 febbraio. Oggi a Cagliari è stato convocato un tavolo regionale per tentare un'intesa sul prezzo del latte al litro. L'assessore all'agricoltura Pierluigi Caria ha chiamato anche i rappresentanti del movimento spontaneo in rivolta da una settimana. Incassati gli impegni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su diverse misure urgenti, al tavolo ministeriale saranno presenti i rappresentanti della filiera del pecorino, gli allevatori che producono il latte, i rappresentanti delle industrie casearie e delle cooperative e i commercializzatori della grande distribuzione. Intanto proseguono le proteste in tutta l'isola, presidi e blocchi ovunque, manifestazioni nelle strade, compresa la statale 131 che attraversa l'isola, e nelle piazze con il sostegno degli studenti di tutte le scuole. Intanto ieri a Roma le bandiere della Coldiretti davanti a Montecitorio per una protesta che ha unito gli allevatori della Sardegna agli olivicoltori della Puglia. Arriva la solidarietà agli allevatori della Sardegna anche da un partito autonomista corso con il suo segretario nazionale Gianfelice Acquaviva. Blitz nella notte su un'autobotte del latte a Carbonia fermata da una decina di persone. È stata quasi completamente svuotata dei suoi 3.000 litri. Veniamo alla politica in vista delle prossime elezioni regionali nell'isola. Si preparano giorni di visite per i big nazionali che arrivano in Sardegna per tirare la volata a meno di 2 settimane dal voto. Salvini ha annunciato il suo arrivo domenica, anche se il programma è ancora tutto da decidere. Le 3 liste indipendentiste e il centro-sinistra rinunciano a questa pratica, le prime per motivi di radice politica, il centro-sinistra per una scelta di campo e di strategia. Dopo la visita in gennaio ritorna anche il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che venerdì arriva ad Olbia. Sul fronte 5 Stelle dovrebbe arrivare lunedì anche il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli. Per la Lega tornerà anche il ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, dopo il blitz di Avantieri insieme al premier Giuseppe Conte. Danilo Toninelli arriva oggi nel Nord Sardegna, nella doppia veste di ministro dei trasporti e sostenitore del candidato del Movimento 5 Stelle Francesco De Sogus. Ieri a Cagliari è arrivato intanto Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, per la presentazione delle liste della Lega e per incontrare il candidato presidente Cristian Solinas. 8 tappe suddivise in 2 giorni per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Comincerà domani ad Olbia per poi spostarsi a Nuoro, Tozzolia ed Arbatax, infine in Piazza Castello a Sassari. E veniamo alla crisi diplomatica tra Italia e Francia, telefonata ad amicizia tra Mattarella e Macron. I 2 capi di Stato hanno riaffermato l'importanza per ciascuno dei 2 paesi della relazione franco-italiana, che si alimenta di legami storici, economici, culturali ed umani eccezionali. Mattarella e Macron hanno ricordato che Francia e Italia hanno costruito insieme l'Europa ed hanno una responsabilità per operare di concerto alla difesa e al rilancio dell'Unione Europea. Entrambi i paesi sono uniti da una storia e da un destino comune e da strettissimi legami d'amicizia. Siamo all'economia con la crisi del settore trasporti. Air Italy chiude la porta. Nessuna proroga, l'ultimo volo della continuità territoriale ad Olbia sarà il 30 marzo. Sono stati i vertici della società a comunicarlo ufficialmente al presidente della regione Francesco Pigliaru e all'assessore ai trasporti Carlo Careddu nel corso di una riunione a Villa Devoto. Una scelta che dopo la sconfitta nella gara d'appalto vinta da Alitalia assomiglia ad un addio. Certo, la compagnia continuerà a lavorare in Costa Smeralda, nell'aeroporto di casa, ma perderà le 2 rotte più importanti. Motivo: l'azienda non avrebbe aerei a sufficienza per garantire quelle tratte per circa 2 settimane. Ma i timori più pesanti riguardano il futuro della compagnia nell'isola. Il no alla proroga sembra l'ultima tappa di un disimpegno avviato con l'apertura di Malpensa e culminata con l'appalto perso.
I sindacati chiedono ad Air Italy di accettare la gestione della continuità ad Olbia senza compensazioni economiche per un anno. Un jolly che consentirebbe di stracciare la gara vinta da Alitalia in Costa Smeralda. La pagina sportiva: in Champions League la Roma all'Olimpico con la doppietta di Zaniolo si beve il Porto. I portoghesi accorciano nel finale con Adrian tenendo aperto il discorso qualificazione. In Europa League impegnate altre 3 formazioni italiane, riflettori puntati su Zurigo-Napoli, Lazio-Siviglia e Rapid Vienna-Inter. Momento difficilissimo per il Cagliari in questa stagione di Serie A che sabato alle 18 affronta il Parma alla Sardegna Arena in una gara decisiva sotto molti punti di vista. Il tecnico Maran rischia di perdere anche Faragò per problemi muscolari, oltre agli infortunati Castro, Clavanna, Cacciatore, Terò e Birsa che sperano di rientrare con l'Inter o per lo spareggio salvezza col Bologna. Oggi nuovo allenamento per la squadra, sotto controllo soprattutto Bradaric e Cerri, ormai in gruppo e col croato che potrebbe riconquistare una maglia da titolare. Con lo sport è tutto, grazie naturalmente per la cortese attenzione con l'informazione su Media News. La linea ora va al meteo. Da Renato Scano a tutti voi la più cordiale buona giornata. Salve amici del Centro Meteo Italiano, tempo stabile in gran parte soleggiato grazie all'anticiclone. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 13 febbraio. Sole prevalenti al mattino su tutta la penisola, da segnalare solo locali foschie sulla pianura padana e qualche precipitazione sulle zone interne della Calabria. Al pomeriggio nubi sparse sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto, sole prevalente al centro-nord. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni al più poco nuvolosi, locali foschie in formazione sulla pianura padana, temperature minime e massime stazionarie o in calo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.